Arriverà. Allora, intanto buongiorno, ribuongiorno a tutti. Ecco, partiamo ufficialmente con il terzo evento che finalmente siamo riusciti a organizzare nuovamente come Terre Alte. Sapete, la nostra associazione culturale si chiama le Terre Alte di San Marco. È un piacere avervi qua tutti, vedere che siamo tantissimi anche oggi, perché ogni volta che noi ci mettiamo in gioco non sappiamo mai poi ovviamente il risultato che portiamo a casa, però ogni volta che riempiamo le sale, gli ambienti come sono questi, poi che sono quelli dove si vive la comunità, perché insomma le Pro Loco vivono il fermento di quella che è la gente di tutti i giorni, è noi che viviamo tutti i giorni con le nostre relazioni, è un punto base e quindi è bellissimo vedere che si riempie e sentire gente che dice andiamo e ci sentiamo veneti, quando entriamo imbocchiamo la strada, vediamo anche una bandiera veneta, questo ci fa sentire che siamo a casa ed è un po' quello che tentiamo noi di fare, cioè di far capire con la nostra associazione che c'è bisogno di riparlare di Veneto, di tradizioni, della nostra cultura, perché comunque il nostro Veneto stupendo, che credo tutti coloro che sono qua lo amano in modo veramente sviscerato, bello per gli ambienti, bello per la cultura, bello per i musei, bello per gli artisti che ci hanno resi quello che siamo stati nella storia, bello per 1100 anni di Repubblica Serenissima che ci rende ancora orgogliosi, ma che purtroppo pochi di noi hanno le conoscenze per poter forse esserne così orgogliosi, forse mai lo saremo abbastanza. Però io dico, questo Veneto a volte non ci merita perché non gli riconosciamo la grandezza e l'orgoglio che dovremmo avere, però diciamo che ci hanno in qualche modo aiutato in questo i libri scolastici, i nostri studi, non solo scolastici, scuole medie e superiori, ma anche universitari. E in questo rubo 2 minuti, prolungo dopo l'intervento del dottor Fogliata, perché mi piace raccontare un fatto, è brevissimo. Un professore universitario, che ben conosce anche l'avvocato Renzo Fogliata, che è Paolo Luca Bernardini, l'ho incontrato in piazza San Marco proprio al 25, che sapete è festa a San Marco del patrono. E si discuteva proprio sulla questione che purtroppo io ovviamente porto sempre fuori, ho 3 figli, la scuola, quello che studiano, e mi fa: guarda, non è solo al liceo, pensa che io nell'ultimo corso che sto tenendo, dove tratta proprio la storia veneta, avevo 2 studenti che all'inizio dell'anno dalla Turchia, provenienti dalla Turchia, e quando ho cominciato il mio percorso mi hanno bloccato e mi hanno detto: professore, mi scusi, ma noi veniamo dalla Turchia, noi non veniamo qui per sentire queste banalità. Anche Paolo Luca Bernardini, giustamente, insomma, è un professore che gira il mondo, tra l'altro, 4 lingue se non sbaglio, cioè pubblicazioni tra America, quindi no proprio l'uomo di strada. E gli fa: come questo è quello che io devo insegnare ai miei, cioè io parto dai presupposti che arrivano dalle superiori e questo sanno in Italia. E gli fa: e allora loro gli hanno risposto: ma noi queste cose le facciamo al liceo, non all'università. Io non sono venuta dalla Turchia qui per sentirmi raccontare le cose che ho fatto a casa mia su Venezia, in Turchia. Questo per darvi un po' l'ordine di grandezza di cosa noi conosciamo della nostra storia. Quindi oggi abbiamo modo, però fortunatamente, grazie al lavoro e alla collaborazione di tanta gente che ringrazio, perché questa struttura ovviamente e tutto il lavoro che ci sta dietro è dei tantissimi volontari, quindi un grazie a tutti coloro che hanno collaborato, a chi ci ospita qui a Corbanese ovviamente, in primis, perché ci hanno dato la consenzione del posto, e grazie a chi adesso, subito dopo queste poche parole mie, insomma, ci segue, che è l'avvocato Fogliata. Quindi io lo presenterei. Avvocato, venga qui sul palco, lascio la parola a lei. L'avvocato Fogliata mi diceva, mi piace molto quando, io so che Carlo Goldoni diceva sempre che lui prima di tutto era avvocato veneto, quindi ci tengo a dire avvocato veneto Renzo Fogliata, perché se la merita in tutto e per tutto questa connotazione. Grazie avvocato.
Ma grazie della bella presentazione, ma al di là della mia presentazione, della presentazione del nostro Veneto, veramente entusiasta ed intelligente, ti ringrazio davvero. È tutto verissimo. Io ricordo quando, per agganciarmi a quello che hai detto, qualche anno fa partecipai ad un convegno a Cattaro, quindi nell'attuale Montenegro, un convegno organizzato in Montenegro dall'Università del Montenegro, al quale partecipavano professori serbi, professori croati, professori sloveni, un italiano, un inglese, alcuni dell'area tedesca, un polacco, e tutti parlavano del Commonwealth veneziano, del grande impero. Pensate, un convegno a Cattaro su questo, sulla estensione di carattere imperiale nel senso positivo della parola, nelle terre che vanno dall'Istria, la Dalmazia e poi l'attuale Montenegro, appunto le bocche di Cattaro, le isole Ionie, eccetera. La grande civiltà spostata sul mare, proiettata sul mare, che Venezia, che il Veneto e la Repubblica hanno saputo proiettare nel tempo, costituivano oggetto di studio universitario nelle varie lingue dei professori di cui vi ho parlato, ed invece qui da noi, come diceva giustamente chi mi ha preceduto, pochi sanno poco. E d'altronde, appunto, come anche è stato detto, c'è stata un'opera lunga e importante di depauperamento, di azzeramento della memoria storica. Una memoria che parte con un programma preciso, subito, ai giorni successivi alla caduta della Repubblica. Oggi siamo il 7 maggio, voi sapete che il 12 maggio esattamente di 220 anni fa, quindi in queste giornate con questo clima, il nostro Stato cessava di esistere nella dimensione internazionale e politica. Chi fu l'artefice di questa scomparsa decise da subito che si poteva garantire l'effettiva scomparsa senza strascichi di questa realtà solo abbattendone anche la memoria. Fu un programma molto determinato e preciso, l'ultima volta che lo chiamerò Bonaparte, come giustamente insegna Cacciavillani, di qui in poi sarà l'infame per antonomasia. L'infame decise di incaricare addirittura un accademico di Francia, Pierre Daru, di scrivere, cosa gliene fregava a lui non si sa, una histoire de la République de Venise in molti volumi, in una marea di copie. Ancora oggi nel mercato antiquario si trovano senza sforzo copie originali di quest'opera, chiamiamola così, il cui obiettivo era preciso: demolire la memoria della Repubblica Veneta. Guardate che non è una mia opinione. Samuele Romanin, ebreo, triestino, professore universitario, a metà dell'Ottocento, sotto dominio austriaco, si incaricò, sua sponte, nessuno l'aveva obbligato, di scrivere storia documentata di Venezia, e la molla fu proprio quella di sbugiardare tutte le sciocchezze e le calunnie che Daru aveva scritto nella sua Histoire de la République de Venise. E lo scrive espressamente nei suoi 10 volumi, Romanin, pubblicato. È un'opera che intorno alla quale lui inizia a lavorare circa negli anni 30 del XIX secolo e viene pubblicata negli anni 50 del XIX secolo. Ad ogni piè sospinto voi trovate una nota dove lui scrive: non come dice il Daru, contrariamente a quanto scrive il Daru, non è vero quello che scrive il Daru, e cita i documenti, storia documentata della Repubblica di Venezia. Lo ha fatto per fortuna, e come grande monumento culturale alla Repubblica più non poteva essere, un ebreo, perché attenzione, da molti si interpreta il ghetto come una forma di chiusura e di discriminazione nei confronti del popolo ebraico, quando all'epoca, con la metà dell'epoca, quando nacque il ghetto, fu esattamente l'opposto, e quindi lo fece un ebreo che aveva vicina alla memoria storica, perché se inizia a scrivere negli anni 30 dell'Ottocento, la Repubblica era caduta nel 97, quindi 35 anni successivi alla caduta della Repubblica, nemmeno veneziano,
triestino si incarica di questo, tanto fastidio evidentemente dava quest'opera di demolizione riuscitissima peraltro. Perché? Perché è accompagnata dall'andamento della politica e della geostoria di quell'epoca. Una piccola digressione ancora, prima di parlare proprio, fare un excursus sulla storia della Repubblica. Guardate che non è un problema solo veneto o italiano. Nasce il tutto con le baggianate raccontate da 2 secoli sulla Rivoluzione francese, di cui la caduta della Repubblica non è altro che una onda lunga. Pierre Chenot, accademico di Francia, uno dei più grandi storici partoriti dalla Francia, nel 1989, quindi anniversario della presa della Bastiglia, fece una lezione alla Sorbona ai suoi allievi, dove disse, a luglio dell'89, dove disse, cominciò a dire che cosa celebriamo oggi, e cominciò a snocciolare tutta una serie di eventi, nascite, morti, cose particolari, non un accenno alla Rivoluzione francese. E poi disse ai suoi allievi, scusate, ho dimenticato qualcosa? E gli allievi dissero rivoluzione, e lui disse, non mi pare qualcosa di degno di essere nominato. Aveva delle parole di fuoco, quindi non il povero cultore di storia fogliata, ma Chenot, il quale disse per esempio che gli stati generali costituirono l'assemblea di dementi più immensa che sia mai stata concepita dall'uomo. Li definì personaggi inetti, incompetenti, persone che cercavano solo di far pagare agli altri i costi della rivoluzione, che distrussero senza saper costruire. Questo è l'inizio della cosiddetta rivoluzione francese. Chenot va più in là, dice, perché il giornalista gli chiede, un po' scandalizzato, ma insomma professore, l'illuminismo, via, dice, il nuovo mondo, e lui risponde brutalmente, ma non dica sciocchezze, l'illuminismo cos'è? Solo i francesi sapevano ragionare, lo dice lui, francesissimo, dice Kant era meno illuminista di Voltaire, forse che la Germania e l'Austria, l'Inghilterra non hanno avuto dei rappresentanti dei lumi ancor prima dei cosiddetti Lumière francesi, ma non scherziamo, dice. Nessuno sentiva il bisogno di centinaia di migliaia di morti con la ghigliottina, nessuno sentiva il bisogno della Vandea, un suo allievo, nell'83, 1983, fino al 1985, anno in cui dà la tesi di specializzazione, lo fa sulla Vandea, trova dei documenti sconvolgenti, siamo quasi agli albori della rivoluzione francese, trova delle cose incredibili. La divisione nazista più estrema nella seconda guerra mondiale, antisemita e più crudele, si chiamava Totenkopf, teste di morto. Bene, scopre che il nomignolo teste di morto se lo davano i soldati francesi in Vandea che sterminavano i vandeani e avevano proprio il simbolo che avranno poi i nazisti nella seconda guerra mondiale. Scopre che addirittura sono documentati episodi in cui molti vandeani, dice anche in quale città, e in quale giorno, in quale mese dell'anno, vengono scorticati vivi fino alla cintola e la loro pelle viene utilizzata per fare calzoni dei soldati. Scopre documenti attraverso i quali emerge un genocidio di 150 donne fatte bollire nell'acqua e per poi vendere il grasso a Parigi. Cioè, voglio dire, Hitler non ha scoperto alcunché, Stalin nemmeno, infatti Chenot aggiunge le grandi dittature devastanti del XX secolo sono nient'altro che il portato della rivoluzione francese. E Bonaparte fu buon interprete di questo. Bonaparte a Tolone si mette in evidenza nel 95 perché usa i cannoni contro la folla, cosa che il re non aveva mai osato fare. La rivoluzione è quella che ghigliottina il re con un processo farsa in cui un grande avvocato viene nominato difensore del re, di Luigi Capeto, e la prima cosa che dice, guarda i giudici della convenzione e dice loro, io cerco tra di voi dei giudici ma vedo solo degli accusatori, cioè coloro che iniziavano un percorso intitolato alla libertà, all'uguaglianza, alla fraternità, iniziavano con massacri dentro e fuori Parigi, con la negazione dei valori del processo, con la negazione delle libertà elementari.
e la divinità veniva posta fuori dalla porta, entrava una nuova divinità laica che era lo Stato. Lo Stato, la coscrizione obbligatoria. Oggi qui intorno ho visto tanti tricolori, gente che festeggia il fatto che lo Stato faccia un sequestro di persona di un uomo in giovane età e lo mandi a combattere per avere 1 milione di uomini, per avere, diceva Napoleone, la mia rendita è 1 milione di uomini, per avere una grande armata, no? Cose ormai per fortuna dell'8-900 che qualcuno in ritardo continua a celebrare. Non ci si rende conto che la coscrizione obbligatoria è una delle cose più incivili che siano mai esistite. Io vado a fare il soldato se voglio. La nobiltà francese, per esempio, dice sempre Chauneau, non pagava le tasse perché in teoria dava il tributo di sangue, cioè i militari obbligati erano i patrizi, i nobili, e poi c'erano i soldati pagati, ma prendere e rincorrere nelle campagne i figli dei contadini, portarli via per 1, 2, 3, 5 anni e portarli nelle guerre d'Europa è una delle più grandi barbarie che siano state compiute nella storia e alle quali ci siamo abituati. La naia non sembra una cosa divertente, ci siamo abituati, è una follia, è una barbarie senza precedenti alla quale fu costretto il resto dell'Europa per inseguire questa armata di 1 milione di uomini che stava per invadere l'Europa, e lo fece provocando, aggiunge Chauneau, circa 4 milioni di morti. Qualcuno come Chateaubriand già a suo tempo parlava di 5 milioni di morti, puntando il dito proprio contro la coscrizione obbligatoria e spiegandone anche gli effetti in Francia e fuori. Insomma, un parto mostruoso al quale si sono attribuite delle virtù che non ha mai avuto. Anzi, si celebra un grande massacro, si celebra paradossalmente l'evento di nuove idee attraverso la morte di milioni di uomini. Una follia collettiva. Però sapete, ripetere le cose all'infinito, un ritornello entra nella testa e sembra quasi cosa scontata. L'allievo di Chauneau, che pubblicò la sua tesi sulla Vandea, incontrò degli ostacoli spaventosi. Il giorno prima della discussione, un personaggio del Ministero dell'Interno gli fece, francese, 1985, non 1885, gli fece visita e gli disse: guardi che lei così disonora la Francia, avrà molte noie se farà questa pubblicazione. Lui andò per la sua strada e le noie le ebbe di tutti i tipi, ebbe attentati, minacce, non ebbe più un posto pubblico. Dovette diventare editore per poter sopravvivere, perché nessuno della nomenclatura francese gli fece insegnare la storia. Quindi questo perché lo dico? Perché quello che è accaduto a noi, alla nostra storia, che ancora oggi accade, quando uscite da qua, in fondo siamo poche persone e cerchiamo di comunicare con qualcuno, cerchiamo di comunicare un qualcosa di diverso da quello che viene normalmente propinato, bestemmiamo. Questa è la realtà, perché c'è una nuova religione da 200 anni che per fortuna ormai è in caduta libera, però c'è una nuova religione. Non lo dico io, lo dicono grandi statisti del Novecento, i guardiani della Costituzione, scrisse Schmitt, un'opera nella quale si disse proprio che vi era la teologia dello Stato. Guardate i riti dello Stato francese e quelli dello Stato italiano, che è uno scoppiazzatore, no? Dalla bandiera ai riti è tutto scoppiazzato dalla Francia, quindi è una piccola Francia così, un po' ridicola, un po' come commediografa. Tutti questi riti sono riti in realtà parareligiosi, cioè quando si vede l'altare non a caso l'altare della patria, è un altare, i sacri confini, questi sono tutte idee di derivazione rivoluzionaria francese, quella che ha demolito la Repubblica. Mi si chiedeva prima di dire poi 2 parole, le diremo alla fine sulla caduta della Repubblica. Anticipo questo perché mi piace rompere gli schemi, comincio quasi con un flashback, no? Fernand Braudel, credo riconosciuto il più o uno dei più grandi storici del Novecento francese, disse proprio di Venezia, oltre che di altri stati europei, fa parte del novero delle organizzazioni statuali che non sono collate dall'interno come si fa credere, ma sono state spezzate, lui usa questo termine, dall'esterno, spezzate dall'esterno, perché poi vedremo crisi, problemi e quant'altro ce n'erano,
ma il colpo di maglio venne dall'esterno e fu di carattere militare, punto, politico-militare. Bene, mi si chiede di fare una panoramica sulla storia della Repubblica. Una panoramica sulla storia della Repubblica. È sempre un compito impegnativo che mi vede fare una breve premessa, chi mi ha ascoltato ancora lo sa. Mi sento quasi in imbarazzo, in difficoltà, cioè è imbarazzante avere la pretesa, la presunzione di dire adesso in 3/4 d'ora che cosa è stata la Repubblica Veneta, cosa sono stati 1100, sarebbe meglio dire 1400 anni di storia. Anche perché, come si diceva con un amico prima, la Repubblica, guarda caso, per un gioco della storia, forse non per volontà ma per un gioco della storia, non fa altro poi che nel suo apogeo, a metà del 400 con il dogado di Francesco Foscari, che fissa i confini quantomeno dello Stato da Terra, l'Istria è Stato da Terra, quindi dello Stato da Terra, non fa altro che ricalcare più o meno esattamente i confini della 10ª Reggio Augustea. Sarà un caso? Sarà un caso? E nei confini della 10ª Reggio Augustea ci stanno quasi tutti i ritrovamenti paleoveneti, ma è un tema nel quale io non sono uno specialista e quindi mi ritiro subito. Però è un fatto che dove sono stati trovati gli insediamenti paleoveneti, guarda caso Augusto che cretino non era, quando divide le regiones crea la 10ª Reggio esattamente in quei confini, da Pola a Brescia per capirci, dopodiché la Repubblica, quando lo fa anche di malavoglia, lo fa per creare un cuscinetto di sicurezza alle proprie spalle, dopo soprattutto l'esperienza della guerra di Chioggia, conclusa con la pace di Torino 1380-81, ma lo fa quando arriva alla massima espansione, guarda caso si ferma a quei confini, quelli della 10ª Reggio. Quindi parlare di questo è veramente presunzione di cui in un certo senso con voi mi scuso. Quindi faccio accenni e non potrebbe essere altrimenti. Quando questi veneti vengono bersagliati non tanto da quelle che vengono chiamate invasioni barbariche, perché è un po' generico il termine, di questi cosiddetti barbari, in realtà di popoli europei in movimento ce ne sono stati tanti. Grazie gentilissima, ce ne sono stati tanti. Si ricordano gli Unni, ma gli Unni hanno avuto un'avventura di carattere passeggero per quanto devastante, dove passavano, cresceva praticamente più nulla, dicono i cronachisti, ma vanno come un'onda, distruggono e se ne tornano. Grazie infinite. Chi in realtà non tornerà e rimane sono i Longobardi. Allora nelle isole della laguna si discute da tanti anni, è pacifico che ci fossero già insediamenti dai tempi di Roma. L'importanza di questi insediamenti certamente non era quella che sarà successivamente, ma sicuramente ci saranno state ville, ci saranno stati dei templi ai bordi della laguna, ci sarà stato un movimento non solo di pescatori e salinanti, ma anche probabilmente di commercianti, anche se un commercio probabilmente legato alle vie fluviali che sboccavano in laguna, molto diversa da quella che è oggi, proprio nella sua conformazione geografica, qualcosa ci sarà stato. Certamente queste ondate di Unni, di Goti in particolare, hanno cominciato a creare i primi insediamenti un po' più significativi. Non a caso la tradizione veneziana colloca la fondazione della prima chiesa, quella di San Giacometto, nell'isola di Rialto, il 25 marzo del 421. E già negli anni 30 del 500 vi è la famosa lettera di Cassiodoro, un funzionario del re Goto, romano lui, ma ormai i romani, come sapete, sono stati assoggettati, influenzano di cultura romana, imbevono di cultura romana i cosiddetti barbari e a propria volta ricevono nuovi influssi culturali innotabili, però sono ancora di cultura romana. Cassiodoro, questo funzionario, si rivolge a qualcuno quando chiede che transitino per le lagune barconi con derrate alimentari dall'Istria e scendano verso il Ravennate, quella zona lì più o meno, lo chiede a qualcuno. Chi è questo qualcuno? È una comunità
È una comunità della quale Cassiodoro dice: voi che vivete come gli uccelli, palustri, su capanne, sull'acqua, voi che tenete le barche come i cavalli, legate alle vostre case. C'è una comunità di questo tipo, che evidentemente ha dei referenti, cioè Cassiodoro parla con qualcuno, come sempre, che governa questa comunità, che ne ha la responsabilità, parla con dei maggiorenni, quindi esiste certamente già qualcosa. Nel 568 il grande evento, quindi dopo Cassiodoro, la fine dei Goti, l'arrivo dei Longobardi. I Longobardi resteranno anche se non avranno vita facile, perché noi li ricordiamo soprattutto per la loro capacità guerresca, per le loro conquiste, per le difficoltà che hanno creato alle popolazioni veneto-romane. In realtà anche loro hanno avuto tante difficoltà. Se voi pensate che arrivano appunto nel 568 e ancora nella prima metà del Settecento, dell'VIII secolo, cercano di attaccare Ravenna senza ancora riuscirci. Chi soccorrerà Ravenna nel 729? Un doge, Orso. Eppure il primo doge cosiddetto, qualcuno dice un tribuno, qualcuno dice comunque il primo dux, viene eletto nell'anno, gioco della storia, 697. 697, 1297 serrata del Maggior Consiglio, 1797 caduta della Repubblica. Qualcuno potrebbe giocare alla cabala a questi numeri. Nel 697 quindi il primo dux, molto travagliata la storia di questi primi dogi, legata ai partiti internazionali filo-bizantini. Bisanzio è sempre presente in queste vicende e si alterna contro i Goti, la guerra greco-gotica, Narsete che scende in Italia, contro i Longobardi e nelle Venezie, non chiamiamola Venezia perché ancora non c'è, nelle Venezie, nella fascia lagunare delle Venezie, ovviamente vi sono partiti che spingono per gli uni o spingono per gli altri, essendo ancora una comunità ridotta, a ranghi ridotti rispetto ai grandi imperi, alle grandi realtà politiche che la circondano. Queste lotte intestine portano alla caduta dei dogi, un periodo di formazione di tribuni, un ritorno dei dogi. Fatto sta che già nel 727-729 questa piccola realtà, la sede non è ancora a Rialto ma è ancora ad Equilo, a Cittanova per la precisione, la prima sede dogale, riesce con una flotta a soccorrere Ravenna e a cacciare i Longobardi. Poi questo durerà fino agli anni 40, perché se non sbaglio 46, 49, non vorrei dire sciocchezze, nel 700 cade anche l'esarcato. Cade l'esarcato, ma anche un Longobardo che si è estenuato nel conquistare tutta questa ampia zona, diciamo così, padana, godrà poco, perché di lì in poi arriva un altro grande competitore internazionale che sono i Franchi. In questa atmosfera e anche i Franchi si troveranno in contrapposizione con Bisanzio, cioè Bisanzio è il grande impero, Alta Roma, l'altra Roma, che esercita la propria influenza fortissima su tutta, soprattutto la zona costiera, ma dopo le guerre greco-gotiche aveva ripreso il controllo dell'Italia, poi lo riperde, ma insomma in tutta questa grande area di influenza che chiamava temi, il tema dalmata, il tema italiano, il Sud Italia, eccetera, il grande competitore nei confronti degli altri soggetti che via via si affacciano sulla scena internazionale. Quando arriva Carlo Magno, lui è un grosso competitore, voi sapete, si fa imperatore, crea il Sacro Romano Impero, quindi è una sfida aperta a Bisanzio, che si considerava l'erede di Roma, l'unica erede di Roma. Non a caso i tedeschi, Carlo Magno parlava germanico, lo chiamano Sacro Romano Impero. È una sfida politica aperta, una nuova realtà imperiale. In giro tra questi due imperi, ad un certo punto, praticamente c'è solo la marittima. In quegli anni, proprio in quegli anni successivi, Carlo Magno tenta di sottomettere la Venezia marittima, e non con uno qualsiasi, con uno dei propri figli, Pipino, che viene mandato per l'appunto per sottomettere la Venezia marittima. Stringiamo come sia andata, i francesi dicono, ancora oggi i francesi, dicono che le Venezie furono sottomesse
sottomessi, la storia veneta diceva che no, che erano stati sconfitti. Bisogna guardare un po', fare le politique, capire cos'è accaduto. È accaduto che i veneti pagarono un tributo, ma non è mai accaduto che vi sia stato un solo governatore franco che ha sottomesso la provincia, quindi in qualche modo devono essersene andati con le pive nel sacco, al di là della tradizione veneta che parla proprio di sonora sconfitta. Quello che rimane quindi è un tentativo di sottomissione che non riesce all'impero e si crea questa realtà sempre più consapevole, che nel frattempo ha spostato la propria sede da Cittanova a Malamocco e che poi da Malamocco l'ha spostata a Rialto. E nell'828 il grande evento politico-religioso, buono da Malamocco e rustico da Torcello, due tribuni portano in città le reliquie di San Marco. Non era nuovo questo, diciamo, traffico di grandi santi. È una nave veneta che nell'809 porta a Cattaro le reliquie di San Trifone. San Trifone è grande protettore della Bassa Dalmazia, che ancora oggi viene venerato nella attuale Kotor a Cattaro. San Marco arriva nell'828, dopo un salvamento probabilmente di queste reliquie, in un momento in cui il califfato che governava su Alessandria non era dei più pacifici e dei più tolleranti. Questo grande passo politico crea una consapevolezza di autogoverno, se ci piace questa parola, no? Di autonomia che già avevano da molto tempo, ma che comincia a essere una consapevolezza di entrare in una scena internazionale. I dogi ormai dialogano con gli imperatori d'Occidente e d'Oriente, tenendosi sempre in una via mediana. La faccio molto sintetica e molto abbozzata, perdonate. Dovranno avere a che fare con tanti altri nemici. Nel Novecento c'è la grande invasione degli Ungari. Si dice che i fuochi degli incendi degli Ungari si vedessero dagli antichi campanili di Venezia, uno in particolare atterrato in epoca austriaca, dove oggi c'è quell'orrendo edificio in campo Santo Stefano della Cassa di Risparmio. Lì c'era un campo straordinario, campo San Paternian, c'era un campanile a pianta pentagonale, non esistono più, fu distrutto in epoca austriaca definitivamente. Da quel campanile si dice che si vedessero i fuochi degli incendi degli Ungari. E poi arrivano i Normanni. Cioè, voglio dire, questa realtà si è confrontata. Studiare questa realtà significa studiare la storia europea. Studiare la storia europea dell'epoca significa studiare la storia mondiale, dal nostro punto di vista, certamente non da quello dei cinesi o degli indiani America, dal nostro punto di vista, la storia mondiale. Venezia, i veneziani hanno avuto a che fare con tutte le realtà più importanti della storia del mondo. I Normanni non sono stati un passaggio così, sono stati un grande nemico della Repubblica, perché Roberto il Guiscardo concepisce un piano diabolico politicamente straordinario. Padrone dell'Italia del Sud, decide di lanciarsi al di là dell'Adriatico alla conquista dell'impero bizantino e getta un ponte con l'Albania. E Venezia si vede tagliata fuori in un lago praticamente, isolata per sempre, è costretta a intervenire. E di lì ci sarà una lotta sorda e senza esclusione di colpi che durerà circa 100 anni. Famoso, Alvise Zorzi ricorda un detto popolare nel latino maccheronico dell'epoca: Normanni, nullimanni, fetentissima sterco ramundi, si diceva a Venezia. No, non credo che sia necessaria una traduzione. Sterco del mondo. Quindi anche una forte contrapposizione culturale. Il Guiscardo riesce a mettere piede anche nelle isole Ionie. Ancora oggi a Cefalonia c'è una bella località turistica che si chiama Fiscardo e deriva dal suo nome da Roberto il Guiscardo, che lì aveva imposto una delle sue posizioni militari. Battaglie durissime, la battaglia di Durazzo tra Veneti e Normanni verrà ricordata a lungo per la sua natura cruenta. I veneziani addirittura per decidere che non torneranno indietro se non vincitori, col mare che comincia ad andare in tempesta, uniscono tutte le loro navi con assi di legno e quindi fanno un'unica forza d'urto galleggiante
contro la flotta normanna. A vicende alterne, fatto sta che i normanni vengono fermati. Nei libri di storia dei nostri figli di questo non c'è una parola. Voi studiate i normanni in lungo e in largo per tante cose, di questo, cioè il fatto che l'espansione normanna nell'impero bizantino sia stata bloccata dalla Repubblica Veneta, e questo è un dettaglio che non è degno, uno dei tanti dettagli non degni di essere studiati dai nostri ragazzi. Nel frattempo, anno 1000, quindi un passo indietro, questo Stato, che ormai si muove da Stato sovrano, compie un passo importante verso l'Istria e la Dalmazia. L'Istria ormai ha rapporti intensissimi naturali da sempre con quel territorio. Diciamo che l'Istria, se proprio vogliamo dirla tutta, è il territorio più veneto di tutti i territori veneti immaginabili, perché è l'immediato interlocutore attraverso un braccio di mare che oggi noi, dopo le vicende politiche, sembra chissà quanto lungo ed è proprio un tiro di schioppo. Attraverso un tratto di mare veloce si comunica, si commercia, ci si parla, si interloquisce. Quindi le città istriane sono le prime interlocutrici, ma si affacciano gli slavi. Gli slavi sono arrivati qualche secolo prima, è la stessa epoca dei Longobardi. Siamo tra la seconda metà del 500 d.C. e i primi anni del 600, la distruzione di Salona alle spalle di Spalato, quindi avari e slavi insieme compiono un'invasione come quella longobarda, si fermano. C'è una differenza, che i Longobardi hanno una società un po' più evoluta e complessa e creano un'organizzazione statale e si fermano nelle città. Gli avari slavi sono proprio gente da poco, insomma, si fermano nelle campagne per la maggior parte. E le popolazioni veneto, illirico, chiamiamole come vogliamo, latine, si spostano tutte sulla costa e fondano tutte le città che, come una catena di perle, costellano la costa prima istriana e poi dalmata e le isole fino quasi alle isole Ionie, che noi ancora oggi conosciamo. Questi slavi però non sanno fare uno stato, ma sanno fare bene la pirateria, e proprio le città dalmate chiameranno il doge in aiuto. Significa che già vi era una flotta potente, che vi era una struttura militare in grado di dare una politica di espansione. Pietro Seulo II nell'anno 1000 farà questo famoso viaggio, questa spedizione militare, dove sottometterà gli slavi e comincerà la sua presenza più determinante soprattutto nelle città dalmate. Di lì in poi il rapporto con la Dalmazia sarà sempre più forte, anche se si formalizzerà definitivamente solo il 1420, a Santa Intrada, perché vi sono vicende alterne, tra le quali guerre incredibili con l'imperatore Boemondo, con il re d'Ungheria, cioè stiamo parlando di realtà di questo tipo, di realtà internazionali di questo tipo. Passo indietro, intorno all'11° tra l'XI e il XII secolo, nel frattempo si dà delle istituzioni nuove, delle istituzioni che sono quelle che rimarranno fino alla caduta della Repubblica, delle istituzioni rivoluzionarie. Passiamo da un arengo, da un acconcio, da un'assemblea popolare, attenzione, non ci inganniamo, che vedeva comunque sedere i maggiorenti, non è che le decisioni le prendesse il KGR, ecco. Sono illusioni di qualche scemo che ti può dire, ma non era democratica, no? Cretinerie così del nostro, cretinerie post rivoluzione francese, così, ubriacature. Allora, questo acconcio prendeva le decisioni principali e eleggeva il doge, il capo. Il doge aveva poteri molto importanti, era un capo effettivo, deliberava, però sempre via via affiancato sempre più da altri uomini, da consigli, prima un consilius minus, dei consiglieri, attorno a lui 6, e poi un consilius maius, che comincia a essere rappresentativo dei maggiorenti, e quindi questa concio, questo arengo perde via via potere, di fatto non per rivoluzioni o per ghigliottinamenti, perché accade così, perché gli inglesi ancora oggi dicono Constitution is what happens, la Costituzione è ciò che accade, non occorre scrivere grandi carte che poi servono a nulla. Chauneau diceva: le costituzioni più democratiche al mondo mai concepite sono state
quella francese del 1793 e quella di Stalin. Ma poi bisogna vedere come vengono applicate. In realtà dice lo Stato più liberale che noi ricordiamo, cioè l'Inghilterra, quello che ha dato veramente il principio della libertà, quello che secondo Chauneau ha dato il via alla rappresentatività parlamentare dopo la rivoluzione di Cromwell del 1688, non ha una Costituzione. Ah, bestemmia, non ha una Costituzione. Oggi noi se uscite di qui e andate a Treviso adesso, Costituzione sembra di parlare della Bibbia. No, l'Inghilterra è molto più libera di noi, gli inglesi hanno votato in rapida successione, prima gli scozzesi per la Scozia, poi la Brexit, e adesso quando la Theresa May si è trovata in difficoltà ha detto chiudiamo tutto baracca e burattini, diamo la parola al popolo alle urne di nuovo, quando due presidenti della Repubblica nostra stanno facendo di tutto da anni per non farci votare. Questo è un altro discorso. Tornando alla Repubblica, la sua Costituzione si esprime, esiste, non ha bisogno di essere scritta in carte che vengono dal Monte Sinai e che sono intoccabili, anzi è toccabilissima, si svolge man mano e si modifica come si modifica la società e i rapporti di forza tra le forze politiche, come deve accadere, nel rispetto reciproco, nel rispetto delle norme che si sono dati. Pattizie. Un fondamento della Repubblica Veneta è il sistema pattizio, contrattuale. Tutto è contrattato all'interno, tra i patrizi e gli altri ceti, tra la Repubblica e le altre terre che si danno alla Repubblica, tutto è contrattuale. Viene proprio sottoscritto sempre un contratto. E il pacta sunt servanda, lo stare pactis, rispettare i patti è il principio generale. Calimani poco tempo fa, grande rappresentante intellettuale dell'intelligenza ebraica, scrittore prolifico di tantissimi libri sugli ebrei, sulla storia del ghetto di Venezia, quando una ingenua gli ha chiesto ma la Repubblica, dice dottore, la Repubblica Veneta con gli ebrei è stata buona o cattiva? E lui ha risposto, guardi signora, le categorie buona e cattiva appartengono all'etica, non sono categorie storiche. La Repubblica Veneta, dice, rispettava i patti e per me questo è più che sufficiente, ha detto Calimani, che non è assolutamente un venetista, tutt'altro. Questo sistema pattizio sarà dall'inizio alla fine e così si formano gli organi costituzionali, il Maggior Consiglio, la quarantia criminale, poi diventeranno le quarantie, la quarantia, cioè il primo grande organo giudiziario politico. A proposito, altra bestemmia, non c'è la separazione dei poteri. Senza la separazione dei poteri, mi ha detto recentemente il professor Rossoni, dice guarda che tu sei estremista perché dice non esiste uno Stato di diritto senza la separazione dei poteri. E io ho detto ma ascolta Giorgio, lo Stato di diritto è uno Stato che pone delle regole di diritto e le rispetta prima lui e poi le fa rispettare ai cittadini. La separazione dei poteri è una delle espressioni possibili dello Stato di diritto. Non sta parlando di religione, ma non gli deriva, non c'è niente da fare. E gli inglesi infatti con la Camera dei Lords, almeno fino al 2005, fino alla riforma della Camera dei Lords, non conoscevano la separazione dei poteri, perché i Lords avevano competenze giudiziarie di carattere amministrativo, esecutivo, eccetera. E non è mai stato un problema. Ricordo un articolo del Gazzettino di parecchi ormai anni fa che diceva separazione dei poteri, assenza di separazione dei poteri, se è coi Lords funziona. Chissà perché solo coi Lords. Allora non conoscevano la separazione dei poteri. Quindi quando voi pensate agli organi costituzionali della Repubblica, sempre istituzioni che facevano processi e contemporaneamente emettevano anche norme di legge, sia la quarantia che il Maggior Consiglio, eccetera, però si specializzavano. La quarantia è il primo vero organo giudiziario importante, i grandi processi penali. Tenete presente che parliamo del 1100 e qualche cosetta, quindi nel 1100 e qualche cosetta noi abbiamo le decisioni prese da una grande assemblea che è il Maggior Consiglio. Esiste ancora una concio, una arengo con cui fare i conti, ma sempre più emarginato. Poi abbiamo già un Senato, con un'espressione un po' più ristretta, i pregadi, un po' più ristretta di questa sovranità,
E poi abbiamo la Quarantia, che fa processi di tipo, oggi diremo, quasi accusatorio, cioè non c'è il rito segreto, scritto, dove non si conoscono i testimoni, dove si mette in galera la gente senza che ne conosca le ragioni. No, no, è un processo aperto dove gli avvocati arringano in pubblico e arringano per ore, dove i giudici, come dice la parola, sono 40, cioè sono un numero pari, devono essere tanti, perché una testa sola o due teste non che basta, devono essere tanti, un principio di collegialità estremo, e il numero pari perché una balota non fa giudicio, non deve essere un solo voto a sposare il verdetto di responsabilità, ma almeno due. To ballot è un termine inglese preso da Venezia che dice proprio votare, che vuol dire proprio votare nei consigli istituzionali. Questo è un sistema del ballottaggio che viene identificato, viene creato a Venezia in quegli anni, quando intorno c'è il feudalesimo più spinto. Il feudalesimo più spinto. Bene, questi grandi consigli cittadini, che sono assemblee parlamentari, che vivono di collegialità, che vivono di regole giuridiche, su questa base nasce e si sviluppa un sistema repubblicano. Nasce successivamente un'istituzione come l'Avogaria di Comune. Gli avogadori di Comune erano il contraltare. Pensate che avevano il diritto di sospendere qualsiasi provvedimento giudiziario o legislativo. Lo potevano sospendere, lo potevano interdire. Era una specie di contraltare allo strapotere di alcuni organi. E poi nel tempo nascerà il Consiglio dei 10, legato 1310, legato a situazioni contingenti, a far fronte a un grave pericolo per lo Stato, ma insomma la struttura dello Stato si è ormai formata. Il Doge perde via via poteri, quindi al bando il culto della personalità. Rex, il Doge viene detto in Senato, Rex in Senato, magistrato, Rex in purpura, chiedo scusa, cioè re nei vestiti, nei simboli, magistrato in curia, come tutti gli altri un magistrato comune, e addirittura captivus in urbe, prigioniero in città. Da un certo momento in poi si delinea la sua figura, non può scrivere lettere senza il controllo dei consiglieri, non può riceverne, non può ricevere persone, non può uscire di palazzo senza il consenso dei consiglieri, non può avere contatti esterni, non può ricevere regali, non può farne. Si paga le spese di rappresentanza. Questa è la figura dogale, e dietro le grandi magistrature seguono lo stesso principio. I procuratori di San Marco sono subito sotto come autorità a quella dogale, e poi i capitani da mare, poi i podestà delle varie città. Pensate che si racconta di Sebastiano Venier, lo cita il Molmenti in una sua piccola opera. Sebastiano Venier, cioè parliamo di colui che sarà il comandante in capite della flotta veneta a Lepanto e che sarà nominato doge prima della morte. Bene, Venier non fu podestà di Brescia, si caratterizzò per la sua semplicità e austerità, fu apprezzato dai bresciani. Ricordate che le cariche si chiamavano carichi, duravano sempre pochissimo nella Repubblica, tutte, a parte il doge che era vitalizio, 6 mesi, un anno era già tanto. Dopodiché non solo non potevano continuare nella carica, ma non potevano neanche essere subito rieletti in quella carica, doveva passare un periodo chiamato contumacia, nel quale non potevano essere rieletti a quella carica. Bene, Sebastiano Venier torna a casa, a Venezia, è in contumacia, e a un certo punto i cittadini di Brescia vogliono fargli dei regali, e arriva un'ambasceria di Brescia perché vuole riconoscergli, sono riconoscenti per come ha gestito la podestaria di Brescia. Ebbene, arrivano con ceste, no mazzette deschei, con ceste dei salami e dei formaggi, e Venier, imbarazzatissimo nel suo mesà, cioè l'ammezzato, l'ufficio del suo palazzetto a Santa Maria Formosa,
si nasconde e dice a sua moglie: guarda che non posso ricevere sta roba. Sua moglie dice: non sta esagerando, sono ceste di salame. Allora è cominciata una lunga contrattazione, un salame sì, quell'altro no. Ecco, questa alla fine accetta, pare, un paio di salami e una forma di formaggio. Timoroso che non si dica mai, disse, che io ricevo doni per il carico pubblico che ho tenuto a Brescia. Io ho fatto semplicemente il mio dovere. Io non vi sto dando l'immagine di uno Stato perfetto, anzi tutto questo meccanismo era creato proprio per far fronte alle imperfezioni, per far fronte alla natura umana, un controllo reciproco costante, durissimo. Il Consiglio dei 10, dopo il 1571, guarda caso l'anno di Lepanto, diventerà l'unico giudice dei patrizi. E guardate che essere giudicati dalla Quarantia o dal Consiglio dei 10 cambiava il mondo. Quarantia era un processo aperto, normale, con i difensori, con gli avvocati, con le carte, con i testimoni. Il Consiglio dei 10 no, introduce un rito inquisitorio in cui solo atti scritti, niente avvocati, non conosci il nome di chi ti accusa e la sentenza è inappellabile e spesso è di morte. I patrizi sono giudicati dopo il 1575 solo dal Consiglio dei 10, mentre le altre classi sociali anche dalla Quarantia. Questo per dire sistemi perfetti certamente non esistono, ma avevano creato un meccanismo di pesi e contrappesi che non a caso è durato storicamente 1100 anni. Passano attraverso tutto, devono combattere con tutti, inutile citare il famoso pericolo turco che dura secoli. I turchi si affacciano già con la dinastia Selgiukide intorno al 200, poi al 300, ma sono soprattutto gli osmani, gli ottomani, quelli che poi creeranno il grosso dei problemi, prima a Bisanzio, sottomettendola definitivamente nel 1453, un fatto che l'Europa sottovaluta e che costerà così caro a tutta la storia europea. Maometto II il Conquistatore, il grande sultano delle grandi conquiste e del mutamento di 180 gradi dell'importanza della realtà turca. Di lì in poi i turchi si rivolgono verso due direttrici: l'Europa orientale per terra con le loro masse di eserciti infinite che attingevano dalle pianure anatoliche, e il mare. E il mare siamo noi, perché a quel punto Cipro, proprio con uno sputo si raggiungeva la costa dell'Anatolia da Cipro e da molte isole dell'Egeo. E quindi comincia l'espansione. La prima però direttrice non è Cipro, che non è ancora veneziano, lo sarà 30-35 anni dopo, ma è Negroponte, una sottile striscia, diciamo per capirci, ad est del Peloponneso. L'Eubea si chiama oggi. Questa Negroponte viene subito conquistata da Maometto II il Conquistatore, con metodi un po' insoliti, grandi massacri, eccetera. L'attacco alle coste albanesi, all'epoca Venezia aveva Scutari, aveva Durazzo. Scutari resiste per ben 2 volte. A Venezia c'è la scuoletta degli albanesi, in una calle vicina a San Maurizio, a Calle Stretta, se non si alza il naso apposta non si vede. C'è un bassorilievo bellissimo del 500, primi 500, che ricorda l'assedio di Scutari. Si vede un personaggio grande con un gran turbante che rappresenta Maometto II, un grande cannone puntato sulla rappresentazione iconografica di una fortezza, un muro e dietro un difensore che è Loredan, il leoncino di San Marco e la mezzaluna sotto quel cannone. Vuole celebrare gli albanesi, perché la scuoletta degli albanesi era fatta da albanesi, volevano celebrare la difesa fatta negli anni 70 del 400 di Venezia dai turchi. E poi voi sapete che questo moto espansionistico della Turchia, del sultanato verso i possedimenti della Repubblica non ha fine fino ai primi del XVIII secolo, e quindi poi sarà la volta di Cipro con quello che sappiamo che determina Lepanto, e poi sarà la volta di Candia. Ecco, Candia vorrei sempre sottolinearla, non solo perché io sono innamorato di quel periodo del barocco veneziano, della figura del capitano da mar di quel periodo impersonata da Francesco Morosini, ma non solo, ma anche perché vorrei ricordare ancora una volta, e non mi stancherò mai di farlo, che stiamo parlando di un evento bellico, di un assedio,
durato dal 1645, fate due conti, al 1669, ininterrottamente, il più lungo assedio della storia. Quando qualcuno pensa alla guerra di Troia come più lungo assedio della storia, pensa sbagliato. Sono 25 anni di guerra, di cui 23 di assedio all'attuale città di Iraklion, la capitale di Creta, cioè Candia. Quindi voi capite anche qui, non parlare di questo a scuola non è un'omissione, è un crimine, perché quando io ti elimino le radici, faccio molto peggio che qualsiasi altra cosa. Quando io nego la tua esistenza e la sostituisco con miti recenti, spesso falsificati, commetto un crimine contro l'umanità. Cioè l'uomo non è fatto solo di bisogni corporali e necessità di sopravvivenza fisica, ma per seguire virtute et conoscenza, diceva Dante quando parla di Ulisse che non riesce a fermarsi nella sua Itaca e che riprende il viaggio da anziano con i suoi compagni d'arme su le colonne d'erba, ci rimette a pelle in cerca proprio della conoscenza. Quindi l'uomo è questo, quello che descrive Dante nell'inferno. Se qua intorno questa povera gente sa nulla, questo è un vero crimine. Del resto la Corte Costituzionale italiana recentemente ha detto che esiste solo il popolo italiano. Quindi la negazione di un'esistenza storica e culturale è la negazione di esistenza come popolo. Uno dei popoli più antichi d'Europa, un popolo citato da Omero, perché dei popoli citati da Omero nell'Iliade ne esistono ancora solo due, i greci e i veneti, non ve ne sia altri, questi sono quelli che rimangono. Allora, il fatto che a scuola non si insegni qualcosa come la guerra di Candia, che stupiva Luigi XIV, il quale da buon francese non voleva e non poteva impegnarsi contro la Turchia ufficialmente perché aveva rapporti, i francesi hanno sempre avuto rapporti privilegiati con i turchi. Non dimentichiamo che la Francia è l'unico Stato con Francesco I che sottoscrive ufficialmente trattati con i turchi. Venezia non l'ha mai fatto, ha sottoscritto trattati di pace, ma non di alleanza per ragioni belliche, mai. È l'unico Stato che addirittura opera dal punto di vista militare insieme alla Turchia ufficialmente. Negli anni 37-38 del Cinquecento la flotta turca sverna a Tolone. Ecco, e la Francia ha questi rapporti con i turchi, Luigi XIV non si può impegnare, ma è talmente ammirato lui e la sua corte che la migliore nobiltà di Francia, ventenni delle migliori famiglie, vanno a morire sugli spalti di Candia. Male, perché non vanno, ascoltano gli ordini di Morosini o degli altri, si fanno i loro reparti, cercano la bella morte, escono dalle mura, si fanno decimare, tornano indietro e vanno a casa. Però hanno questo senso del mito, cioè dell'ultima frontiera del mito, i luoghi dei miti greci e il luogo in cui si confronta ancora una volta, come Brodel sottolinea, Oriente e Occidente. Brodel parla di questo incontro-scontro costante nella storia tra Oriente e Occidente, che non nasce con l'Islam, vede già romani contro cartaginesi, poi arriva l'Islam, eccetera. Quindi questa frontiera i francesi la vedono a Candia, celebrata in tutti i poemi europei dell'epoca, oggi completamente dimenticata. La Repubblica nel 600 si impegna moltissimo, ho dimenticato, nel 500, voi sapete, si ritrova anche questo a del miracoloso, no? Questo piccolo tutto sommato Stato si ritrova impegnato nel 1509 nella Cambrai, 15 anni prima, no, fino a 4 anni prima, aveva affrontato i turchi nel Peloponneso in una guerra infinita che va più o meno dal 1470 al 1505, quindi voi immaginate, e nel 1508 cominciano le ostilità con gli europei e nel 1509 la Lega di Cambrai con quello che ne consegue. L'esercito veneto viene sconfitto ad Agnadello sulla Ghiara d'Adda,
ai confini quindi della Repubblica occidentali, le truppe di tutta l'Europa coalizzata irrompono nella pianura veneta, la Repubblica sembra soccombere. Quindi immaginate lo sforzo finanziario, economico, sociale di questo piccolo Stato che tiene testa, è troppo dire al mondo intero, no, è un fatto, al mondo intero. C'è un quadro di Palma Giovane nella sala del Senato di Palazzo Ducale dove si vede il doge Leonardo Loredan che aizza un leone contro un toro. Il toro oggi rappresenta iconograficamente l'Europa, secondo la mitologia greca, e sopra il toro c'è un cavaliere con uno scudo e sullo scudo sono tutti gli stemmi di praticamente tutta l'Europa. La Russia, quindi il Regno Ungheria, che più ne ha più ne metta. In questa dimensione si è sviluppata la Repubblica, che nel frattempo ha vita una grande città fisica, ma da 20 anni la grande civiltà in campo sanitario. I provveditori della sanità sono la prima magistratura al mondo che ha il suo sistema, che è riuscita dopo la grande peste del 1630 a tenere lontani dalla Repubblica, o quantomeno da Venezia, tutte le pesti successive che sono state tante, con un cordone sanitario incredibile, con una serie di norme che riuscirono a fermare un morbo di cui non conoscevano l'eziologia, la causa. Non si sognava neanche fosse i puisi dei sorsi che portava sta roba. Pensavo che si respirasse nell'aria, ci fossero degli untori, tutt'altre cose. Eppure sono riusciti a capirne quantomeno gli effetti, a tenerli lontani. Le leggi sulla quarantena, i lazzaretti, termine anche questo usato in tutto il mondo, non a caso, dall'isola di San Nazario o di San Lazzaro, distribuiti in tutti i possedimenti della Repubblica, da Corfù a Zara, che tenevano lontane le merci e gli equipaggi sospetti. E poi potremmo andare avanti all'infinito. La prima legge sui marchi della fine del 400, la tutela del marchio, ne parlava Manzan Marchini di recente. Sì, la leggenda è affascinantissima. È scritta in quel italiano venetizzante, con una semplicità, una chiarezza straordinaria, in cui sostanzialmente questi hanno l'intuizione di dire: guardate che se viene qualcuno a Venezia che ha un'idea, un artifizio, dicono loro, un'idea importante, che funzioni, perché è un artifizio che verrà valutato dalle nostre magistrature, avrà quell'idea tutelata per 10 anni, sarà esclusivamente sua, nessuno potrà imitarla e usarla, salvo la Repubblica. Cioè dice, è una privativa, ma lo Stato se ne ha bisogno deve usarla. Inventi una macchina per scavare i canali, è tua per 10 anni, nessuno può usarla e ti fai tutti i soldi che vuoi con quella roba là. Se io ne ho bisogno, però io se la posso utilizzare. E all'improvviso, a pochi anni dall'emanazione di questa parte, perché le leggi veneziane si chiamano parti, di questa parte, c'è un'affluenza di questi, oggi li chiameremo ingegneri, inventori, che vengono debitamente registrati nei libri delle magistrature venete, perché è un procedimento formale. Tu vieni da me, da qualsiasi magistrato della Repubblica, potevano andare con il loro progettino, lo depositavano, il magistrato diceva, boh, vediamo se funziona, si chiama una commissione, un collaudo, dopodiché gli si dava proprio una patente, il marchio, che poteva utilizzare solo lui. Voglio dire, questi arrivavano da mezza Europa perché diceva, caspita, lì succede questo e io faccio questo. L'agevolazione dell'arrivo degli artigiani dal mondo tedesco, dal mondo slavo, senza discriminazioni. La Repubblica pubblica i propri bandi in Dalmazia in italiano e in illirico, che era una specie di serbo-croato generico. La Repubblica è la prima a inurbare, dopo le grandi pesti, certi centri dell'Istria o della Dalmazia con le popolazioni slavi morlacchi, che venivano dall'interno di fede cattolica ma slavi. Cioè, c'erano i greci. A Venezia c'è ancora oggi la chiesa di San Giorgio dei Greci. La prima grande scuola nautica militare viene creata a Corfù e una sede viene fatta a Venezia presso la scuola dei Greci.
Il primo grande insegnante di quella scuola fu un Bronza di Perasto, delle Bocche di Cattaro. La bandiera di guerra, la bandiera per antonomasia di guerra, veniva udita a Perasto dalle 12 famiglie di confalonieri, non veniva tenuta a Venezia. E a Lepanto di quei 12 confalonieri 8 ne muoiono sotto la bandiera per difendere il vessillo. La flotta aveva sede a Corfù, non a Venezia. Quante polemiche ho udito, ma l'arsenale andava in crisi perché i fondali, ma sono tutte scemenze. L'arsenale faceva le navi che dovevano essere fatte, dopodiché con un sistema ingegnoso nel Settecento, detto dei cammelli, che erano dei galleggianti con delle funi che tenevano lo scalo, sollevavano i vascelli, li portavano fuori e signori sti vascelli non tornava più a Venezia. Erano come le legioni romane, le legioni a Roma, venivano a Roma solo durante le guerre civili. E guerre civili a Venezia non ce ne sono state, fuori a Corfù, non fuori casa. La Guardia del Golfo, cioè la flottiglia per la polizia del Golfo, che il Golfo era Adriatico, stava a Cattaro. Il pilota, colui che portava le navi commerciali a Venezia, proprio perché i fondali erano bassissimi, l'ingresso era molto stretto, altro il canale dei navi e scavi che fanno oggi, tenevano la laguna come un gioiello, la tenevano quindi con i propri fondali bassi, c'era un piccolo ingresso alla bocca di Malamocco, peraltro, la bocca del Lido era inaccessibile, quasi inaccessibile. Il pilota non stava al Lido, il pilota, cioè quello che saliva sulla nave e la portava dentro, stava a Parenzo. Questa era la dimensione, in questo senso era multiculturale, che piace tanto adesso, no? Multietnica, multiculturale. I greci a Venezia avevano la loro chiesa ortodossa con l'iconostasi e nessuno si analizzava. Gli ebrei avevano 5 sinagoghe, no una, 5 dentro all'interno del ghetto. È stato questa ricchezza, questa diversità, questa sì vera diversità, nel rispetto delle leggi della Repubblica, che ha garantito alla Repubblica la sua lunga esistenza. Vedo che il tempo è già corso velocemente, 2 parole sulla caduta della Repubblica. Questa rivoluzione di cui abbiamo parlato prima si espande. E come poteva espandersi se non come era cominciata? Cioè militarmente, con la violenza, col sangue. Viene decapitato il re, si crea una coalizione antifrancese, probabilmente un errore, ma insomma del seno di poi sono piene le fosse, e i francesi reagiscono, e qua io non sono uno storico della rivoluzione francese né posso tediarvi in pochi minuti su questa cosa, sapete tutti che le armate rivoluzionarie si portano all'esterno in 2 direttrici, una verso l'Europa centrale, diciamo così, il mondo germanico, e una verso l'Italia. E quando Bonaparte a 27 anni, 26, si affaccia dalle Alpi verso la pianura ligure piemontese, dice ai suoi soldati, avete di fronte a voi le pianure più fertili d'Europa, le terre più ricche d'Europa. Come dire, qua il bottino è tanto, anche perché era un'armata veramente di straccioni. Mentre l'armata del nord, chiamiamola così, era composta da migliori elementi, l'armata di Bonaparte era stata data allo sto ragazzino generale, ma era stata data un'armata di criminali e di straccioni, gente uscita dalle galere, male armata e male equipaggiata. Quindi il principio era quello che bisognava equipaggiarsi, armarsi, arricchirsi nel corso della campagna. Tu combattevi e dovevi vincere per il bottino, sostanzialmente. In più, per la prima volta nella storia, questa è una grande intuizione, geniale, c'è la propaganda, c'è il commissario politico. La propaganda che ormai la rivoluzione ha sparso in Europa da anni. I Pillinini, quando scrive La caduta della Repubblica, spiega che la Repubblica Veneta non era come si pensa, uno Stato, come alcuni imbecilli scrivono, lontano dalla storia, dove i lumi non entravano, i lumi erano entrati e come? Si stampavano i libri, circolavano liberamente,
probabilmente qualche libro un po' più osè mi censurava, ma circolava comunque, nessuno, non mi consta di processi avvenuti perché si detenevano libri messi all'indice, di fatto circolava tutto. Ed essendo una società libera opulenta, era neutrale ormai, salvo l'avventura di Angelo Emo contro Tunisi del 1784, ma era in neutralità ormai dalla pace di Passarowitz del 1718, una società ricca. Dice l'ambasciatore Bilbailo a Costantinopoli nel 1794, che il 50% delle navi che passano i Dardanelli battono bandiera veneta. Sul fatto dell'economia che fosse in crisi è una scemenza ormai smentita da tutti, perché già Lane negli anni 70, Frederick Lane, riportava i dati sui traffici tra Venezia e l'Oriente di fine Settecento, c'è una grande ripresa. Il debito pubblico, vi dice qualcosa debito pubblico? Debito pubblico da 80 milioni di ducati negli anni 40 del Settecento è stato dimezzato, è passato a 44 milioni di ducati al 1796, quindi politiche di riduzione del debito pubblico. Insomma, una città che funziona. L'agricoltura, si applicano le nuove tecnologie, c'è la prima industria tessile, Vicenza, le grandi fabbriche di maioliche, di ceramiche nel Bassanese, insomma, inutile che ci dilunghiamo. Una terra fertile e prospera. Prospera non vuol dire che non esistono i poveri, che non esistono... Come tutte le società umane, ha tutti i problemi delle società umane. L'aristocrazia ha i suoi problemi, ha una classe chiamata Barnabotti perché affittavano gli appartamenti nella zona di San Barnaba che costava poco, che è tumultuosa, che non ha soldi, che è povera, sono patrizi, stanno al governo, nel maggior consiglio, pretendono di essere stipendiati dalla Repubblica, quindi si calcola che ci fossero circa 600, 550, diciamo così, posti pubblici in giro per i domini, facevano a gara per avere i posti inferiori, quelli che venivano, anche se poco, stipendiati, mentre, come vi dicevo, le alte cariche se le pagavano loro tutte le spese di rappresentanza. Tutti i piccoli uffici immaginabili e possibili venivano dati a patrizi poveri e con questo venivano stipendiati. Questa classi all'interno del maggior consiglio, i problemi che aveva, insomma, i problemi ci sono, i mendicanti sono tanti, ma c'è una rete, anche questo dice sempre la Vanzan Marchini, di solidarietà privata agevolata dallo Stato, che è 10 volte superiore a quello che è oggi la sovvenenza pubblica della povertà, ma 10 volte superiore, perché ogni arte, ogni corporazione, ogni struttura dava ai poveri, provvedeva ai poveri, alle rendite per le donne vedove, per le non maritate, le doti, le ragazze, le orfane, gli orfani, insomma, chi più ne ha, gli ammalati, chi più ne ha più ne metta. Era pieno di strutture di questo tipo, in tutti i domini della Repubblica. I problemi ci sono come in qualunque altra società. L'aristocrazia europea poi è in crisi un po' dappertutto. Non è Venezia. Cioè, in Francia li decapitano tutti, voglio dire. In Austria cominciano a cooptare i borghesi, in Inghilterra cominciano a cooptare i borghesi. In giro per il mondo, tutto il mondo, la borghesia si sta facendo sentire in modo rumoroso. E del resto i grandi armatori, quelli del 50% delle navi che passano i Dardanelli con bandiera veneta, sono borghesi. Sono addirittura ebrei. I Treves sono armatori di navi, sono finanziatori di traffici commerciali. Questa è la realtà. Basta leggere Goldoni, signori, non so che vi vuole. È inutile fare tanti studi nell'archivio di Stato per scrivere imbecillità. Leggi Goldoni e capisci che c'è una società in grande fermento, dove Goldoni si permette, lui che è un borghese, si permette tranquillamente di prendere per i fondelli i patrizi nelle sue commedie, basta leggere La Locandiera, e si capisce quale tipo di società era quella del Settecento. Tutto ciò premesso, arriva questo signore all'inseguimento del Trusia, che torna in Vittoria, risale la pianura padana e poi fatalmente arriva nei domini veneti. Sarà stato sbagliato concedere agli austriaci in fuga il passaggio, perché viene imputata di questo la Repubblica. Tu l'hai concesso agli austriaci, hai violato la tema della neutralità, hai dovuto concedere anche ai francesi di inseguirli ed è stata la fine. Non importa, questi eserciti di fatto entrano.
È dal 1796 che Verona, per esempio, da 11 mesi Verona sta pagando un'infinità di danari, di dazi, di dazioni in animali, in derrate alimentari, in fucili all'esercito francese. Le Pasque veronesi non scoppiano per niente, non è una roba improvvisa da un giorno all'altro. Via via le vicende austro-francesi e la Francia si fa sempre più arrogante. Questa propaganda politica moderna si salda con i club giacobini che ormai sono ovunque. Chi sono? Sono i massoni. Anche questa non è mica, non so che io dico perché mi dico qualcosa contro la massoneria, è un dato di fatto. Venezia ha chiuso la loggia massonica nel 1785, aveva cominciato con un atteggiamento di grande apertura verso la massoneria, proprio perché nei consigli cittadini sedevano illuministi, signori, molti patrizi erano illuministi, moltissimi leggevano Voltaire, leggevano Rousseau, c'è un atteggiamento aperto. Quando capiscono che la loggia veneziana ha in mente anche altre cose, la chiudono, c'è proprio un'operazione di polizia, la chiudono. Allora la loggia si sposta presso, in quegli anni, fine anni 90, il segretario dell'ambasciata francese, tale Lallemand, tale Villetà, chiedo scusa, Lallemand era proprio l'ambasciatore francese. E intorno a lui girano soggetti variopinti, un ex daziere, un pizzicagnolo, un avvocato delle cause perse, perché la nostra categoria ne ha dati. Sean dice che negli Stati Generali c'erano 622 avvocati senza causa, Garason, i danni nascono anche dai miei colleghi. E si riuniscono presso questa ambasciata di Francia. La Francia, fra l'altro, pretesti ne ha tanti, perché a Verona, proprio a Verona, risiede colui che si è autoproclamato il nuovo monarca francese in esilio col nome di Luigi XVIII, perché si è dato passo agli austriaci, perché gli austriaci occupano la fortezza di Peschiera, le cose si mettono sempre più difficili. E il Bonaparte si è spinto tanto in là con le sue vittorie e si rende conto che, essendo il grosso delle armate impegnato in Stiria, Carinzia, Tirolo, e avendo lasciato pochi presidi da questa parte, essendoci una notevole forza, la Repubblica ha armato, non è rimasta disarmata come si pensa fino in fondo. C'è stata una leva di circa 11.000 schiavoni, di 4.000 soldati italiani, 15.000 quindi di truppe pronte al combattimento. La flotta, volendo, è là a Corfù e conta su un qualcosa come 200 legni tra i primi vascelli di primo rango, secondo rango, e i brick, le fregate, e poi via via scendendo. Quindi lui sa che c'è un pericolo, perché se questa gente si ribella, lui viene tagliato fuori tra il fronte, chiamiamolo austriaco, e la madrepatria. A quel punto le provocazioni vanno sempre più in là. Arriviamo in questi giorni, 220 anni fa. Arriviamo al 17 aprile del 1797, in cui l'ennesima brutalità compiuta da soldati francesi viene rintuzzata dagli schiavoni, le truppe dalmate presenti nella città, e a un certo punto scoppia la rivolta e questi francesi cominciano a essere ammazzati per la città. Il governatore francese militare, preso dal panico, si chiude nel castello di San Felice e comincia a bombardare coi cannoni. Le campane suonano a martello ed è un disastro. Le Pasque veronesi, altra roba inesistente nei libri di storia, vorrei capire perché. È uno dei più antichi e più importanti, più sanguinosi moti antistraniero, visto che si parla tanto di italianità, è un moto contro l'occupazione straniera, che siano mai esistiti. Libri di storia, zero, ma zero. Eppure Verona ha avuto qualcosa come 3.000 morti in quegli scontri. La rivolta è durata dal 17 aprile al 25 aprile, è stata repressa nel sangue, è stata seguita da tribunali militari, da fucilazioni, da interdizioni, da requisizioni di patrimoni. E di questa sollevazione viene accusata la Repubblica, che ha effettivamente una politica ambigua, non sa che fare. Dirama ordini di non reagire ai soldati francesi, di reprimere solo i rivoluzionari interni,
perché nel frattempo il 12 marzo Bergamo si è rivoluzionata grazie alla presenza francese, cioè quei club di massoni giacobini, quei 4 gatti vanno al potere e fanno la municipalità provvisoria, e subito dopo Brescia e Crema, Salò viene ripresa con le armi dai montanari, dai contadini con le Leoni di San Marco, un casino. I valligiani bresciani si ribellano in massa, la Val Trompia, la Val Sabbia, la Val Seriana, la Biera di Salò, 4 grandi ribellioni sanguinosissime contro le truppe francesi. Il governo veneto non sa come muovere le truppe con l'ordine formale di non ingaggiare combattimento con i francesi, ma diventa inevitabile. Quando la Francia manda truppe in massa per reprimere le Pasque veronesi, fuori di Verona ci sono truppe venete. C'è uno scontro importante a San Massimo, alla Croce Bianca, dove circa 150 soldati veneti rimangono sul terreno. Di truppa di linea, quindi Schiavoni, Reggimento Treviso, forse Veneto Real, non ricordo se era presente. Morale della favola, la situazione si fa sempre più ingarbugliata e sempre più ambigua. Le provocazioni di Bonaparte non si fermano. Guarda caso, il 20 aprile, tutto in quei giorni, il 20 aprile una nave, un brick francese, anzi sono 3, cercano di entrare nel porto di Venezia, sempre inviolato per 1000 anni. C'è una tempesta in corso, si dice. Dal forte di Sant'Andrea partono dei colpi di artiglieria di avvertimento, 2 di questi brick fanno marcia indietro. Uno entra, ma guarda un po' come si chiamerà: Liberateur d'Italie, il liberatore d'Italia. Il liberatore d'Italia avanza, com'è, come non è una barca di soldati schiavoni di Bocchesi, di Cattaro, dall'assalto all'Arma Bianca. 5-6 di questo equipaggio muoiono, tra cui il comandante, giovane capitano Certo Logier. Napoleone, apri di cielo, Peschiera, le Pasque veronesi, il Liberateur d'Italie, le Pasque veronesi, massacro di soldati francesi inermi fin dentro gli ospedali. Il Liberateur d'Italie era una nave che cercava rifugio dalla tempesta e sono stati barbaramente trucidati. Peschiera, i veneziani si sono alleati con gli austriaci, hanno voluto l'occupazione della fortezza in funzione antifrancese, e a quel punto vengono mandati ambasciatori. Al 7 di aprile lui aveva concluso una tregua con gli austriaci, si trova a Judenburg e lì comincia a mandare moniti al Senato, gli vengono mandati i messaggeri, il Giustinian, il Donat, a Graz, vengono trattati come servi della gleba, a Urla, e soprattutto a Graz accade quel fatto: io sarò un Attila per lo Stato Veneto, non voglio più inquisitori, non voglio leggi, la legge la darò io, tutto questo deve cessare. Questo è il programma di Napoleone. Il 1° maggio il Bonaparte dichiara formalmente guerra alla Repubblica Neutrale, che aveva dichiarato un anno prima Repubblica sorella della Repubblica Francese, che è forse il primo Stato che riconosce la Francia rivoluzionaria, peraltro, formalmente con la sua diplomazia. Dichiara guerra, chiede che cessi il governo, ordina che cambino le istituzioni, occupa Palmanova, occupa tutto quello che può occupare, e dice, come dice Semperizzi, scrive anche una cosa particolare: ordina l'abbattimento dei Leoni di San Marco. Non si è mai visto in una dichiarazione di guerra, in un trattato, che si chieda l'abbattimento di un simbolo. È un unicum nella storia, consapevole evidentemente della forza che aveva quel simbolo presso le popolazioni. I patrizi creano una consulta, un organo nuovo, illegittimo, diremmo oggi incostituzionale, fatto dai 3 capi di 40, dai Savi, da un po' di magistrature importanti, che decidono al posto del Senato. Cominciano ad aprire alla possibilità di un cambiamento di governo. Per farla breve, il 12 maggio del 1797, ma è solo l'ultima di una serie di delibere, la prima della quale è del 4 maggio, decidono la cosiddetta abdicazione. Sappiamo che non c'era il numero legale, sappiamo tante cose di questa abdicazione.
l'analisi qual è? Quella di Pillinini alla fine. Fu dovuto alla decadenza? Sciocchezze. Ecco, sappiate che chi vi parla di decadenza nel senso di uno Stato che non c'è più, di un'amministrazione che non c'è più, dice delle sonore sciocchezze. Lo Stato c'era, esisteva, era florido, non era quello del 400, non era quello del 500, era una realtà statuale, esistente, funzionante, senza problemi, ammirata ancora in tutto il mondo. Fu una questione economica? Manco per sogno, come dicevamo prima c'era addirittura una ripresa. Fu dunque una questione politica? Beh certo, è sempre una questione politica. Certo che quando alle spalle hai un esercito di 100.000 uomini che ti minaccia, la questione politica, diciamo, assume dei contorni un po' drogati, no? Un po' condizionati. C'erano i condizionamenti di molti patrizi perché avevano le ville in terraferma? Ma certo che c'erano, non siamo umani. C'era l'infiltrazione nelle strutture venete, nelle magistrature, nel patriziato della borghesia, dei sostenitori di idee di Francia? Ma certo che c'era, ed era massiccia. E questo crea, attenzione, quest'ultimo fenomeno, quell'indecisione, quel palleggiamento, quella nomina di personaggi ambigui come Francesco Battaglia, che sarà uno dei riferenti con Napoleone proprio nelle trattative finali e che poi sarà elogiato e premiato da Napoleone Bonaparte, chiaramente di idee filofrancesi. Altri come il Morosini IV, quello che prende e sbaracca gli schiavoni all'improvviso, chissà perché, dicendo che gli schiavoni sono pronti a ribellarsi contro la Repubblica quando è esattamente il contrario che avviene, e così via. È una storia politica intricata. Ma qual è l'esito? La fine di uno Stato, ma manco per sogno. Il Maggior Consiglio passa le consegne ad un altro organo, la municipalità provvisoria, che dice depositario, secondo un'antica tradizione, dice il Maggior Consiglio repubblicana, della sovranità. Quindi nulla doveva cambiare sul piano statuale, no? L'Italia del 1943 è un'Italia distrutta, eppure oggi esiste ancora. La Francia della Repubblica di Pétain non esiste più, eppure oggi esiste ancora. Quindi le grandi crisi politico-militari, solo con il senno di poi di qualche imbecille, possono essere viste come per forza il fatto che vi fossero destinate a scomparire. Infatti Brodel, che imbecille non era, dice è stata spezzata dall'esterno. Come spezzata? Quando c'è il passaggio alla municipalità con tutti i suoi riti demenziali, l'albero della libertà, gli articoli segreti della pace, guerra e pace, qui attenzione sono farse, la guerra e la dichiarazione di guerra del 1° maggio è una farsa la trattativa della pace del 16 maggio tra la Repubblica Francese e la neonata Repubblica Veneta Democratica. È una farsa, tant'è vero che prevede una serie di articoli segreti non conosciuti. Ci sono gli articoli palesi di fratellanza, di amicizia e di abbracci e baci, e quelli segreti per cui mi dovrai dare manoscritti, quadri e 3 milioni di lire tornesi, che trovi come vuoi tu, basta che li trovi, mi devi lasciare l'arsenale, mi devi dare le navi. Questi sono gli articoli segreti. La pace del 16 maggio ratifica questo, la municipalità, un po' perché è fatta di personaggi di bassissima caratura, un po' perché deve affrontare temi come questi, è occupata a distruggere i leoni di pietra e a racimolare soldi. Fatto sta che Napoleone l'infame non solo non favorisce la tenuta dello Stato, ma favorisce la disgregazione. Fa sì che ogni città crei la propria municipalità, interpretata poi ai nostri figli come il fatto che le città di terraferma non vedevano l'ora di liberarsi dal giogo veneziano, quando sappiamo che i popoli sono ribellati e che i club giacobini delle municipalità erano fatti di 4 gatti, con le armate non si riproteggevano. E questo fa sì che questi club giacobini certamente non vogliono la restituzione dello Stato Veneto, vogliono la disgregazione. Tant'è che il primo voto che faranno sarà per appartenere alla Repubblica Cisalpina, perfino dopo che cosa? Dopo Covido, 17 ottobre del 1797, l'infame stila un trattato con l'Austria, infamissima anche l'Austria, di cessione dei territori veneti all'Austria. Quindi tutti quelli che hanno creduto nell'infame rimangono spiazzati, ma sono talmente ideologicamente condizionati
vogliono rincorrere, vogliono andare nella Cisalpina, vogliono andare con Napoleone, esempio per tutti Bosco, no? Lui viene da Zante, scrive ode a Bonaparte liberatore, dopodiché non poteva fare altrimenti, era giovanissimo, tra un salottino e un altro della Teotochia Albrizzi e di qualche altra patrizia veneta, perché anche avvenente, fa il segretario della municipalità provvisoria. Quando viene a sapere del trattato di Campoformido, il panico tra i municipalisti. E questo sprovveduto di Foscolo cosa dice? Che bisogna incendiare Venezia, dal fuoco a Venezia, ridurla in cenere per non lasciarle agli austriaci. Questo Selugo Foscolo che i nostri figli stanno tanto a celebrare, ma non si ferma qui Foscolo, scoppiazzando poi i dolori da Goethe, i dolori del giovane Werther che diventano le memorie di un italiano, quello che è... no, non sono memorie di un italiano. Le ultime lettere. Le ultime lettere di Jacopo. Non solo fa questo, ma dopo che si rende conto di quello che devi accettare, che è stata all'Austria la Venezia, lo rincorre, è uno di quelli che lo rincorre, va nella Cisalpina, ma non gli basta, si arruola nell'esercito francese, è fedelissimo a chi ha venduto la sua patria, a chi ha tradito tutte le sue idee. Questo è il gruppo dirigente che farà la municipalità provvisoria, che poi tornerà nei moti del 1821, che adotterà il tricolore come bandiera nazionale. Questa è l'origine del gruppo dirigente. Tricolore che viene regalato da Bonaparte ai milanesi nel 1796, è lui che lo forgia, è lui che lo inventa e questi lo adottano come bandiera loro e lo portano avanti. Lo stesso tricolore che oggi, vedete, sta disseminato nella vostra provincia è esattamente la bandiera della Repubblica Cisalpina, esattamente la stessa, così pulito, 3 strisce verticali. In tutto questo quindi avviene quella disgregazione politica e poi, questuale, e poi la distruzione delle radici, l'operazione di cui abbiamo parlato all'inizio, il Daru e cose di questo tipo. E l'infame ne è consapevole perché nei suoi memoriali di Sant'Elena ne parla ampiamente della sua avventura nel Veneto e dice, ma ha una giustificazione per tutto. Campoformido? Dice, ma è stata una cessione temporanea perché i veneti capissero la durezza del gioco austriaco così che si innamorassero della propria libertà e diventassero italiani. Lo scrive, lo dice, siccome considera non solo i veneti ma gli italiani una massa di imbelli un po' sciocchi, un po' incapaci di autogovernarsi, degli sciocconi che non sanno fare la guerra, che non sanno fare politica, allora va educati. E lui dice proprio questo, dice era bene, era salutare il gioco austriaco e così capivano quanto invece era meglio il nostro francese e soprattutto l'idea di italianità. Quindi si giustifica così. E poi si gloria, dice l'ho fatta io l'Italia, che ha ragione. È stato il primo presidente della Repubblica Italiana, formalmente, proprio lui, 1802-1805, Repubblica Italiana dell'infame e il presidente Zaraiu. È stato il primo re d'Italia, 1804 diventa imperatore e siccome in Francia aveva un impero e in Italia aveva una repubblica, la cosa non era proprio consonante, allora trasforma la repubblica in impero in Italia. Chi sia il primo re d'Italia? Napoleone Bonaparte. Quando proclama prima volta il Regno d'Italia? 17 marzo. Quando il Parlamento a Torino proclama il Regno d'Italia nel 1861? 17 marzo. Quando vi fanno festeggiare l'unità d'Italia? 17 marzo. Quindi, grazie a Napoleone, è lui che inventa sto Stato. La bandiera, le strutture, le prefetture, tutte le strutture sociali le inventa lui. Questa è la storia della caduta della Repubblica. La storia della caduta della Repubblica è la storia di un rivolgimento della storia europea, della violenza rivoluzionaria e di un opportunista che ha saputo sfruttarla per farsi da citoyen, da cittadino rivoluzionario, a imperatore, costituendo feudi. Guardate che lui ha fatto 24, mi pare, feudi, 22, di cui 8 gravavano sul Veneto. Gravavano vuol dire i feudi, erano delle rendite per i suoi amici e bisognava pagarli con le tasse, la coscrizione obbligatoria, la tassa sul macinato. Il grande innovatore reintroduce la tratta degli schiavi in tutte le colonie francesi, proibisce i matrimoni misti.
Stiamo parlando di un personaggio così che reintroduce l'agonia, la condanna all'agonia, il marchio a fuoco, il progressista. Ponte dal codice civile, a grazie tante lo avevano già concepito i giuristi del re cristianissimo, del re francese. Lui prende il progetto e lo dà, perché è intelligente. Ma voglio dire, tanto lui non rispetta le leggi, non è legato alle leggi, le leggi servono per gli altri. Lui fa e disfa l'Europa. E poi togliamoci il senso di inferiorità di questa Repubblica che ha ceduto le armi. Guardiamo quello che è successo dopo. Ha incendiato tutta l'Europa, è arrivato a Mosca. Cioè, voglio dire, cosa poteva fare la Repubblica? Poteva resistere in quell'anno? Sì, probabilmente sì. Aveva sia forza militare che soprattutto quella navale. Sì. Perché so che spezzo. Mi fate una cortesia. Siccome io sono seduta qui davanti e sento brusio, non oso pensare chi è alla 10ª fila. Se guardiamo i tavoli, capite quanta gente è seduta qui e sta ascoltando rispetto a chi è lì dietro. Stiamo terminando, però siccome è già mezz'ora che sento un brusio che aumenta sempre di più, qui non sentiamo più nulla. Se volete parlare intanto andate fuori visto che c'è il sole e poi rientrate. Per favore, grazie. Mi perdono. Ho finito. Lui, quando la sua morale era questa, quando lui affronta la battaglia, la guerra in Egitto, non solo fa uccidere tutti i prigionieri, ma abbandona i suoi soldati feriti. Lui li abbandona anche in Russia, che se lo vedono passare con la sua slitta veloce mentre muoiono a grappoli. In mezzo sono morti 27.000 veneti con scritti obbligatori dalla sua furia di avere milioni di uomini sotto di sé. È anche un po', voglio dire, come tutti i dittatori, no? Un po' idiota come fu Hitler, perché l'avventura russa da sempre è stata un'idiozia, la rifà anche Hitler allo stesso identico modo, e l'Italia non poteva non mancare dietro a questa situazione, naturalmente, e paga le conseguenze di questo delirio di onnipotenza. Ma lo pagano tutti, perché non solo lui devasta l'Europa a ferro e fuoco e, ripeto, la dissemina di milioni di morti, ma soprattutto crea il germe, crea quest'idea degli stati-nazione che esploderà tra 8 e 900. Non lo dico io, lo dice Chonot, accademico di Francia. E poi ha delle turbe psichiche. Quando lui ordina che il Bucintoro sia bruciato e che le ceneri gli siano portate in una cassa a Milano, dopo aver fatto fondere l'oro delle statue del Corradini, dici, odi questa realtà al punto da far bruciare il suo simbolo più importante, basta, finisci là, parce sepultis e fine. No, che fa? Quando affronterà la battaglia navale della sua esistenza, Trafalgar, lui prende la sua ammiraglia e la chiama Bucentaure, il Bucintoro. Ma sai, sei ammalato? Hai un problema. Evidentemente questa Repubblica, questa cosa che tu hai divelto, che hai fatto fuori, sei come l'assassino paranoico, no? Che poi rimane con questo nucleo paranoideo tutta la vita. Infatti a Sant'Elena dedica ancora pagine su questo. Ancora. La chiama Le Bucentaure, alla quale per fortuna dà giustizia l'ammiraglio Nelson quando proprio la sperona con quella manovra ardita che sappiamo viene fatta nella battaglia di Trafalgar, anche se ci rimetterà la pelle, insomma è una manovra militare marinara straordinariamente bella da rivedere. Ecco, noi oggi siamo purtroppo legati, i nostri figli a scuola eccetera, a tutta una serie di incrostazioni micidiali, e io non so se e come riusciremo, non dico a mandarle via, ma a cominciare a scalfirle, a pulirle un po', in cui tutto questo è completamente inesistente. Quello che accade attorno nella vostra provincia, insomma, lo dice chiaramente. Noi siamo ormai, così, come posso dire, i portatori sani di un virus che spero che si ampli, storico e culturale. Sono domande, interventi, sono qui.
Templari dicevano non nobis Domine, non a noi Signore, sed nomini tuo da gloria, al tuo nome dai gloria, non a... Non parla correttamente, non che tenga a parlare correttamente l'italiano. Chi ne ho qualche non che vuole fare qualche domanda, qualcosa, qualche chiarimento? Allora, visto che sono rimasti tutti entusiasti, abbiamo pensato di fare un piccolo presente, perché io a te ti ho sempre nominato il Doge, no? Sia per tutta la cultura e cosa di fondo, anche per la saggezza che hai. Anche i Dogi però erano molto più anziani di te. Ma è che li nominavano anziani, anche perché quando prendevo piede già erano all'ora di tirare pagina, no? Non lo facevano a caso. Allora io volevo dargli un presente, no? È un piccolo presentino che abbiamo fatto. E tu sei un artigiano di cultura e vorrei chiamare un altro artigiano di cultura del territorio. Voglio invitare il signor Francesco Drusian, che è uno, come tanti imprenditori della zona, che sono nati dal niente e cercano di arrancare. È vero? Si fa del nostro meglio. Questo è il titolare Drusian della cantina Drusian e quindi, scusatemi, tengo a precisare che sono un contadino, non un artigiano, prima cosa, e mi impegno per creare dei prodotti che siano apprezzati in tutto il mondo, il nostro famoso prosecco di Alcisì di Conegliano Valdobbiadene, di cui ne vado orgoglioso, perché purtroppo ce lo stanno scoppiazzando. Noi dobbiamo tenere duro e far sì che sia una bandiera per questo territorio, anche perché siamo stati candidati patrimonio UNESCO. Mi auguro che la cosa vada a buon fine per dare ancora un ulteriore valore aggiunto a questo territorio e per creare benessere a tutti quelli che lavorano il terreno. Grazie. Allora, grazie infinite. Come insegnava a me ancora adesso la mia mamma, che è qua presente, venendo da famiglia contadina, mi ha sempre insegnato che grazie ai contadini noi mangiamo. E quindi mi è capitato purtroppo anche in terra veneziana, quando io andavo a festeggiare San Marco, e questo mi fa curioso veramente, un signore mi disse appunto: ma voi cosa fate qui? De Treviso a Nessia non sa di niente, non si niente. Ieri i paletti e io gli risposi con le parole di mia madre. E allora lei disse: ma io avevo l'orticello dietro casa. Ho detto: va bene, non mangiate solo con l'orticello. Esatto, quindi io direi che insomma anche dire contadino, noi veneti sappiamo cosa significa essere contadino. È grazie ai contadini veneti che siamo diventati quello che siamo. Non a caso molti ancora oggi hanno calci sulle mani perché la mattina si alzano presto e vanno a lavorare invece di festeggiare. Quindi noi abbiamo la fortuna oggi di essere qui. Mia madre è di Conegliano Veneto, giusto perché si sa, Sartordo. Quindi giochiamo in territorio di casa. Allora, tutti quanti giustamente abbiamo fatto un pieno, cioè quando parla Renzo Fogliata non c'è più nulla da aggiungere. Perché sappiamo che insomma lui riempie tutti gli spazi, come ha detto è difficilissimo e io lo capisco. Dico sempre, ha una capacità di riuscire a tradurre in quanto un'ora e mezza, avvocato, cosa ci abbiamo messo? Cioè una storia infinita, ma veramente infinita. Quindi cosa possiamo portare a casa se non appunto l'orgoglio di quello che siamo realmente?
Cioè cerchiamo di portarci nel cuore questo quando andiamo fuori con gli amici, con gli altri. L'orgoglio di tutto questo meraviglioso territorio, ma soprattutto di quello che chi è venuto prima di noi ci ha lasciato in eredità. Perché l'associazione del Teatro di San Marco fa questo. Non fa nient'altro che dire grazie a chi? Ai nostri nonni, che ha la fortuna di averli ancora qua, e ai nostri avi, a chi come Bragadin, io dico sempre non ne parliamo mai, a proposito di tradimenti, che giustamente a Venezia si diceva patto, le regole le rispettate, questo è stato scuoiato, ecco, nonostante avesse poi accettato condizioni, anche non essendone convinto di suo, ma per il bene degli altri, quindi l'orgoglio va portato avanti per chi ha dato prima di noi, per lasciarci in mano questo patrimonio che stiamo guardando ogni giorno entrare in quell'ombra che, ahimè, posso dirvi, non è come l'ombra che vediamo nei film, le fantascienza, che passa, è una zona d'ombra che diventerà sempre più scura. E quindi se non incominciamo a capire che la dobbiamo difendere con i denti, non solo con i denti, perché oggi è una battaglia e questa è la prima. L'avvocato ce l'ha detto chiaro, cioè toglierci l'identità e la nostra storia vuol dire rendere sterili, diventiamo contenitori da riempire con qualsiasi banalità che qualcuno, per affare ovviamente, non certo per fare del bene comune, sta facendo e ha fatto in questi 150 anni fino ad oggi. Avvocato, io la ringrazio, esatto, giustamente Renzo Fogliata è a disposizione, quindi se qualcuno ha desiderio di avere qualche altro chiarimento, di sentire qualcos'altro, lui è qui ben disposto, basta che mi alziate la mano, io arrivo da voi col microfono o potete anche venire qui. Se invece ritenete che sia stato sufficiente l'ascolto, io direi che non ci resta che alzarci in piedi e fare decisamente un applauso. E allora vieni qua. Allora abbiamo un ospite, il dottor Sandali, che viene da Treviso, ma lui è istriano, quindi ha da raccontarci. Infatti io, scusate, ci possiamo andare del tour, sì, ma qua in questo momento, come venerdì, ecco, no, io ho sentito oggi, scusate, quella che in termine aulico si definisce lexio magistralis, cioè una lezione magistrale di storia che io, ahimè, proprio per le ragioni che ha spiegato l'avvocato, non conoscevo e mi ha fatto anche piacere ricordare il collegamento, anzi l'essenziale collegamento che c'è tra l'Istria, la terra in cui vengo, e il Veneto, cioè sono parte del Veneto. Quindi credo che da questa lezione storica, da queste rimembranze, da questo ricordo, deve veramente partire una fortissima riflessione e pensare qui, siamo arrivati qui, adesso vediamo di fare i conti e di cominciare un'altra storia. Grazie, grazie ancora e felicitazioni. Benissimo, io volevo anche ricordarvi di salutare chi ci guarda, perché oggi siamo riusciti per la seconda volta, dai, guardo lì in fondo chi collabora con noi finalmente, a dedicarci anche uno streaming, quindi siamo innovatori, siamo riusciti ad avere questa meraviglia nel web, quindi mi auguro che da casa in molti si siano collegati, perché queste lezioni a scuola non ce le danno e sono non preziose, molto di più. Queste sono la vera battaglia, la vera guerra si fa con la cultura, prima di tutto, dopodiché arriva anche il resto. A noi le armi non piacciono, non ci sono mai piaciute, non sono neanche poi nell'indole veneta, vero avvocato? A meno che proprio, insomma, sappiamo quando uno, bravissimo, arriva proprio là con la gola, siamo costretti. Finché possiamo utilizziamo i mezzi che abbiamo, cominciamo da qui. Quindi Terre Alte invita anche chi non ha iscritto all'associazione con 5 semplici euro a sostenerla per portare avanti la cultura nel territorio e questi momenti di aggregazione che poi si passano anche in compagnia e mangiando insieme, però abbiniamo un momento che ci riempie il cuore e anche la mente a un momento conviviale. Grazie ancora, allora se non ci sono altri interventi io passerei al passaggio alla signora, ecco, c'è una signora, oh bene, una donna, vai! Innanzitutto grazie,
stata veramente istruttiva. Più vicino? Ok. Io ho una richiesta e una domanda. Ciao. La richiesta è darci ulteriore conoscenza, un po' di bibliografia. Se un paio di libri, non tanta roba, un paio di libri, ecco, di dove si può approfondire qualcosa della storia veneta, anche a casa, con calma, ecco, ben fatti, che lei sicuramente conosce. Una domanda è l'esercito della Repubblica, come era composto, come era molto sinteticamente ovviamente, versus quello della coscrizione che diceva prima. Ecco. Allora, i libri, insomma, entriamo in un oceano. Io direi, come dico sempre quando mi chiedono una cosa di questo tipo, secondo me il libro più approcciabile, nel senso che è il più completo perché parte appunto dagli inizi fino alla caduta della Repubblica, perché abbraccia un po' tutti i temi, ma in modo leggibile, facilmente godibile, ecco, non eccessivamente, anzi per niente tecnicista. Si legge, è storia, ma si legge come un romanzo, è avvincente, si gira pagina dopo pagina cercando di capire cosa accade dopo. È quel monumento appunto di divulgazione che ci ha lasciato purtroppo ormai compianto Alvise Zorzi, La Repubblica del Leone. Una volta era edizione Rusconi, adesso non so più chi lo, non è più Rusconi, non mi ricordo chi lo distribuisce, ma si trova ancora. E poi chi volesse approfondire gli aspetti economici, Frederick Lane, Storia della Repubblica di Venezia, Il mercante di Venezia, Le navi di Venezia, la trilogia, Samuele Romanin, ma lì entriamo, sono 10 volumi, Roberto Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, insomma, per chi volesse approcciare proprio, credo di aver capito con lo spirito che mi chiedeva la signora, io credo che la Repubblica del Leone di Alvise Zorzi sia insostituibile, sia uno strumento fondamentale. Di lì poi si colgono suggerimenti, ognuno può scegliere una branca culturale che interessa di più. L'esercito. Allora, innanzitutto per la Repubblica l'armata era solo la flotta. Quindi quando si parlava di armata si parlava della flotta. Le energie della Repubblica erano verso la flotta. I patrizi sì avevano la coscrizione, diciamo, obbligatoria, nel senso che essere patrizio non era proprio una passeggiata, sapete. Aveva tanti privilegi, ma come dicevano i latini, ubi comoda, ibi incomoda. Dove ci sono le cose comode ci sono anche quelle scomode. Bragadin, che è stato nominato, Marcantonio Bragadin per esempio, non era un militare, era un civile, era un magistrato che un po' ha fatto il podestà, se non sbaglio proprio anche lui a Brescia, in giro un po' le magistrature veneziane. A un certo punto viene nominato, perché così si faceva nella giornata dedicata alle elezioni di tutte le cariche dello Stato, viene nominato governatore di Cipro a Famagosta. E lui la guerra se la trova davanti agli occhi senza aver mai fatto una guerra in vita sua. Questo lo rende ancora più affascinante, perché questo lo sappiamo poco. Intorno a lui aveva militari di carriera pagati dalla Repubblica, Baglioni ed altri, ma lui era un civile. Allora il patrizio serviva allo Stato secondo un'antica concezione, un amico che qui è andato via gradirebbe molto, periclea, della democrazia ateniese, no? Quando abbiamo famosi commediografi e uomini di cultura nella falange con scudo e lancia, in mezzo spalla a spalla con il commilitone nella guerra. In quest'idea repubblicana il patrizio doveva servire sia la podestaria che il Senato, che il Maggior Consiglio, che il Consiglio di 10, ma se chiamato veniva nominato alle alte cariche della flotta. I più importanti venivano nominati capitani generale da mar, cioè generali in capite. Sapete quanti di loro non lo volevano fare? Proprio dicevano: per cortesia non fatemelo fare, ma le cariche erano irrinunciabili, obbligatorie, doverose, perché o finivi in carcere o dovevi pagare somme immense se tu rifiutavi la carica, e per di più non venivi più eletto a quelle cariche. Quindi la gente andava anche spesso di malavoglia, immaginate cosa che c'era affrontare un viaggio per mare in una galera, per quanto tu fossi comandante, che durava mesi, qualche volta stavi fuori anni, in mezzo ai pericoli della guerra, delle malattie, del mare.
Immaginate che divertimento. Quindi il patrizio aveva una forma di coscrizione obbligatoria, ma non come le intendiamo oggi con delle liste tutti iscritti, no, a elezione, cioè tutto era elettivo, tutto era collegiale, assembleare, elettivo. Da oggi ieri ti ha fatto il podestà il giudice, domani ti fa il capitano da mare. Ma me, sì, punto, andava. La flotta, e andavano solo sulla flotta. Eccezionalmente dopo l'espansione in terraferma, i patrizi possono essere eletti a provveditori in campo, cioè erano delle magistrature che scendevano in mezzo all'esercito a controllare chi? I comandanti di Ventura, perché l'altro capitolo invece è l'esercito di terra, quello era fatto di stipendiati. Capitani di Ventura nel 4 nel 500, ma anche nei 600 che affiancano magistrati veneti, i soldati erano pagati, però ce n'erano alcuni proprio mercenari, nel senso truppe tedesche, eccetera. Altri nazionali, i nazionali erano istriani e dalmati, erano nazionalissimi, come gli italiani di terraferma, i veneti, chiedo scusi, i veneti di terraferma, e poi c'erano truppe italiane che erano considerate straniere, arruolate dai corsi, per esempio, ai romagnoli che erano molto richiesti, agli umbri e i marchigiani, erano truppe molto richieste, tutte pagate, venivano pagati, ma anche i marinai venivano pagati, anche i fanti da mare venivano pagati, cioè il concetto dell'epoca per tutte le nazioni era che l'esercito si paga, non è che qualcuno viene sequestrato a vita. Per di più anche gli arruolamenti per la flotta, che aveva sempre problemi di numero di rematori, non venivano fatti come nei film inglesi, nelle osterie si prende la gente ubriaca e si sveglia la mattina in ale, no, era un contratto con un pagamento soldo anticipato e questi vogavano, perché un'altra caratteristica della Repubblica è che finché ha potuto ha tenuto ai remi uomini liberi. I condannati costituivano una piccola parte della flotta, che era proprio la flotta dei condannati, erano 9-10 galere, con il loro comandante che era il governatore dei condannati da una parte a sé della flotta. Quindi l'organizzazione dell'esercito era questa, con truppe però sempre, bene o male, le truppe di punta erano sempre legate alla Repubblica, a un senso di appartenenza. Per esempio nel 400 il grosso della cavalleria leggera veneziana è fatta da stradiotti, dal termine greco stratiotai, che vuol dire soldati, sono tutti greci, albanesi o slavi, ma tutti legatissimi a San Marco, molto indisciplinati ma molto feroci e molto temuti, tutti pagati. Ecco, la struttura più o meno era questa. Anche più tardi, per esempio 700, guerra di Corfù 1716, noi abbiamo a difendere Corfù da un lato Andrea Pisani, capitano generale da Marcio, è un nobile veneto che governa la flotta, e a terra invece c'è un tedesco, Matthias von der Schulenburg, quindi un comandante preparato, pagato, che riforma anche l'esercito, che sa cose militari perché vive di quello da sempre e viene pagato per questo. La struttura era più o meno questa. Grazie ancora. E alla signora perché adesso bisogna spostarsi per il pranzo, però rispondo per chi chiedeva di avere la possibilità di avere una biografia o comunque fare riferimenti. Lettere Alte hanno un sito, potete contattare, noi abbiamo anche una serie e lì teniamo anche tutta una serie di libri ovviamente che trattano la nostra storia, per cui chi volesse può guardare il sito Lettere Alte tramite la mail, il sito, raggiungerci tramite mail con lettere alte gmail.com, @gmail.com. Grazie infinite, avvocato Fogliata. Tutti a sedere perché mi dicono che il CEO non attende perché si brusa, per cui a sedere per il pranzo, mi hanno detto dopo. Dopodiché ci saranno i saluti del sindaco, ma nel frattempo dobbiamo purtroppo andare in tabella di marcia per il pranzo. Grazie a tutti intanto per l'ascolto.